Stavo chiedendole come stava, la vedo in piena forma, può arbitrare ancora, insomma, tranquillamente. Mi piacerebbe, ma meglio di no, decisamente meglio di no. Senta, siete nella bufera, insomma, però infondere la cultura sportiva è la cosa fondamentale anche per gli altri. Assolutamente sì, adesso siamo nella bufera, io mi chiamo un pochettino fuori perché ormai sono fuori dall'Italia da 5 anni ormai, mi manca decisamente, però c'è sicuramente da continuare a lavorare tanto e cercare di riacquistare certi valori che sono insiti nel nostro ruolo. Ma questo vale un pochettino per tutti, quindi una serata come questa è certamente una serata dove parlare di valori e di sport, legarli insieme è molto positivo. Pessotto, Fauner e Cassani amano il muro, amano il ciclismo. Lei com'è messo? Io vado in bici parecchio, decisamente con risultati diversi da quelli di Cassani, però siccome al mare siamo nella zona diciamo romagnola, quindi con dei colli molto importanti, quelli di Pantani, cerco di divertirmi e niente di più, perché decisamente sono delle colline troppo difficili per me. La lascio alla cultura, altrimenti ci tirano le orecchie. Grazie e buon lavoro. Grazie, buona serata.